Il prossimo relatore è il dottor Giuseppe Pantano, studioso di storia medievale siciliana. Collabora al progetto Lauro Italici dell'Università di Catania. Ha esordito in campo editoriale nel 1984, ospitato nella collana Studi Montalbanesi, fondata da Nicola Terranova, continuando con la pubblicazione di varie ricerche in forma di brevi saggi riguardanti per lo più aspetti inediti e poco indagati della storia, lingua, tradizione di Montalbano e di Como e del territorio circostante ricadente nell'area albacellino-tindaretana. Tra i vari convegni organizzati va sottolineato il quarto congresso europeo, primo in Italia, su Arnaldo da Villanova. Prego, dottore. Grazie. Da Montalbano a Toledo un'antica pergamena racconta: in nomine Domini, Amen. Con questa invocazione inizia il titolo della nostra antica pergamena, originata a Montalbano e ritrovata in Spagna, che, a farci caso, è la stessa preghiera che il buon contadino siciliano recitava prima della mietitura delle messi. E voglio cominciare anch'io, come il notaio del 400, il pio contadino, con la stessa invocazione alla mia relazione, che intende indagare e illustrare questa interessante fonte scritta, la quale si offre alla lettura almeno sotto due diverse angolazioni. Una estrinseca di fattura materiale, l'altra intrinseca di contenuto e di tradizione. Un contenuto che si sviluppa sotto l'incedere rigidamente formale e canonico della scrittura notarile del tempo, dal quale saranno tratte notizie utili a ricostruire un particolare episodio di vita privata della nostra storia locale. Si tratta di un documento facente parte di un fondo archivistico del quale sono state ripercorse, come verrà ricordato successivamente al mio intervento, le fortunose vicende che in ultimo hanno comportato il suo ritrovamento e il breve ritorno in Sicilia per l'esposizione alla Mostra di Messina del 1994, prima della sua definitiva ricollocazione in terra iberica a Toledo presso la Fondazione Ducale Medinaceli, alla quale appartiene. Ed è rilevante anche la particolarità dell'atto giuridico, in quanto nell'ambito dei documenti medievali di carattere privato esistenti, la maggior parte dei quali riguarda compravendite, testamenti, donazioni, ma anche contratti matrimoniali ed elenchi di beni dotali collegati, una separazione tra coniugi costituisce, considerato il periodo storico, un negozio giuridico davvero insolito. Di questo manoscritto del XV secolo rimane in Sicilia il solo microfilm, conservato presso l'Archivio di Stato di Catania, e una breve sintesi del suo contenuto dovuto a Benedetta Fasone della Soprintendenza di Palermo, che ha curato i regesti di tutte le pergamene latine del Fondo Messina. Il regesto di quelle greche si deve invece a Cristina Rognoni. In atto, quindi, la trascrizione integrale del testo, riportata alla fine di questo intervento, che ovviamente non sarà neanche proiettato, viene effettuata e pubblicata qui per la prima volta, negli atti ci sarà. Mentre la foto della pergamena è stata edita, ed è questo il materiale sul quale io ho lavorato, nel volume Messina e il ritorno della memoria, la cui appunto riproduzione opportunamente ingrandita mi è servita da base di studio per il presente lavoro. Anche per questo motivo ho voluto fare ricorso all'invocazione iniziale presa a prestito dall'incipit del documento, per farmi perdonare qualche svista che l'interpretazione e la trascrizione di un tale manoscritto può comportare, particolarmente nello scioglimento delle abbreviazioni e soprattutto per aver invaso un campo altamente specialistico, mi dispiace che se n'è andata la professoressa, altamente specialistico che non è mio, ma è bene andare con ordine. Verranno prima esaminati gli aspetti materiali e poi i contenuti, tenendo sempre presente il contesto storico e sociale che ha prodotto quest'atto. Gli aspetti intrinseci e estrinseci. L'atto risulta catalogato con la segnatura 653 del Fondo Messina,
Si tratta di un documento membranaceo, appunto una pergamena, dalle dimensioni molto piccole, che vedete alle mie spalle, 65 cm per 12, datato agli inizi del XV secolo, anno proprio 1402, in buono stato di conservazione e stilato in lingua latina, con una scrittura corsiva cancelleresca di unica mano, usando un inchiostro bruno marcatamente rossastro. Il documento, come vedete, presenta una mutilazione di forma arcuata in corrispondenza dell'angolo inferiore sinistro che per fortuna non intacca la parte grafica, risultante perciò completa. Quest'ultima si sviluppa su 74 righi e si completa con l'elencazione di 5 testimoni e del notaio, come è normale, preceduti rispettivamente dai consueti segni di croce e dal signum tabellionis notarile. Il documento mostra anche segni di abrasione di forma valare tra il terzo e il quarto rigo, tra il decimo e il tredicesimo, un po' a destra della parte centrale, che rendono non facile la lettura in quei punti. Ed è degno di nota che, a differenza della maggior parte dei documenti pubblici e privati del tempo, questo esibisce la parte scrittoria parallela al lato minore della pergamena, avvicinandolo un po' agli scritti relativi agli inni sacri e liturgici. È ovvio che questo atto in forma di rotolo, conservato in forma di rotolo, permetteva col sistema cosiddetto a canocchiale un significativo risparmio di spazio. E andiamo ai contenuti. Diciamo che in conformità alle regole della diplomatica il documento può essere suddiviso in 3 parti, una parte introduttiva, un'intermedia ed una finale. L'inizio del manoscritto si apre, come detto, con l'invocazione alla divinità, che qui è doppiamente espressa, tanto verbalmente, in nomine Domini, quanto simbolicamente. Quest'ultima è rappresentata dal segno di croce, il crismon, che si estende in alto a sinistra da riva 6 a riva 8. Si tratta di un segno grafico speciale religioso cristiano usato nei documenti a partire dal IV secolo, posto sia all'inizio quanto alla fine del manoscritto, prima delle firme dei testimoni e del notaio, che ha il significato appunto di invocazione simbolica del Cristo e che conferisce una certa sacralità all'atto stesso. Al testo scritto, d'altronde, in una società in cui predominava l'analfabetismo, era già attribuito, anche a prescindere dal suo contenuto, un consistente valore simbolico. Il crismon assume forme diverse, tutte riconducibili a un segno di croce, semplice o variamente ornato, ma può anche essere rappresentato attraverso il monogramma di Cristo, semplicemente. Nel nostro manoscritto il crisma è rappresentato da una croce semplice, i cui bracci terminano con le estremità potenziate da 4 globetti pieni. Vi è da dire che il suo uso andò scomparendo dal XIII secolo, per cui la presenza in quest'atto di inizio 400 rappresenta chiaramente un legame a questa antica tradizione. A tale proposito pare opportuno evidenziare che sul piano formale questo atto è assolutamente coerente allo stile dei documenti notarili del XIII e XIV secolo e se non fosse per la cronologia che è chiaramente espressa si potrebbe retrodatarlo tranquillamente di un paio di secoli. Altro particolare interessante è la presenza della lettera I iniziale in forma ornata e allungata, inserita all'interno di un triangolo che si sviluppa in alto a sinistra dal primo al sesto rigo, dove si congiunge al punto superiore del prisma, risultando da questa fusione quasi una decorazione autonoma che può apparire vista nell'insieme come la raffigurazione di una croce vessillifera. Si tratta chiaramente di una soluzione estetica messa in atto dal rogatore dell'atto, segno del personale impegno e del suo estro creativo, che si è voluto così esprimere ispirandosi allo stile dei capilettera miniati dei codici medievali e dei formulari notarili che, a giudicare dal suo elaborato, dimostrano di conoscere assai meticolosamente a livello professionale. Alla invocazio iniziale segue quindi la cronologia, la datazione vera e propria del documento, che è doppiamente espressa, puntuale e dettagliata, quella del 26 aprile dell'anno 1402 dell'incarnazione del Signore, 11ª indizione. Si nota nel nostro, come nella maggior parte degli atti locati in Sicilia nel Medioevo, il computo del tempo a partire dall'incarnazione di Cristo, tradizione introdotta nel VI secolo dal monaco Dionigi il Piccolo, passata nei documenti a partire dall'anno 1000, per la quale l'anno veniva fatto iniziare il 25 marzo, nonché la sua indicazione con il sistema indizionale, computo anche questo di origine bizantina, indicante il numero d'ordine progressivo occupato dall'anno in un ciclo di 15 anni, con punto di partenza al 313 d.C.
Fa pure parte del protocollo e ulteriore elemento di datazione la formula inaugurale espressa con Feliciter, nella quale è indicata la data del regno e il nome del sovrano al trono, che è il 12° di Re Martino il Giovane. Questo ci permette di aprire una doverosa parentesi storica per inquadrare il particolare momento di cambiamento che ha attraversato la Sicilia in quegli anni, i cui riflessi si faranno sentire in modo considerevole anche in un piccolo centro come Montalbano. Siamo al tempo della restaurazione della monarchia operata dai Martini, che segue il quindicinale periodo di anarchia dei 4 vicari, durante il quale il potere regio venne di fatto spartito tra le famiglie della nobiltà feudale più influenti dell'isola, 2 delle quali, gli Aragona e i Peralta, di ceppo catalano aragonese, mentre le altre 2, Chiaramonte, di cui abbiamo abbondantemente sentito le vicende, e i Ventimiglia di estrazione latina. Sono fin troppo note, ovviamente, ciascuno di voi, le particolari vicissitudini che hanno portato al matrimonio tra Martino e l'erede al trono Maria, figlia di Federico IV. Ricordiamo soltanto l'avventuroso rapimento del 1379 della regina dal castello Ursino di Catania, ad opera di Guglielmo Raimondo Moncada, e la successiva consegna di essa al re Pietro IV d'Aragona, che, decidendo di dare in sposa l'erede al trono di Sicilia al giovane Martino, conte di Exarica e figlio dell'omonico duca di Montblanco, di fatto faceva rientrare il regno di Sicilia nell'orbita dei domini aragonesi, così come era avvenuto un secolo prima con il Vespro, ricordate? E la nostra pergamena conteggia appunto gli anni del regno di Martino dalla sua data di nozze, avvenuta a Barcellona in Catalogna nel novembre del 1391, anche se l'assunzione concreta del potere regio avverrà successivamente. Nel marzo del 1392 ci sarà lo sbarco a Favignana del duca di Montblanco, della regina Maria e del giovane sposo. Ma è necessario porre l'accento, parlando di quest'atto di matrimonio, sulla differenza di età tra i 2 sovrani. Al momento delle nozze la moglie toccava i 30 anni, mentre lo sposo ne aveva appena 15. E non era neppure questa una vicenda nuova, né per i tempi né per la Sicilia. Viene facile il richiamo al matrimonio di Enrico VI di Svevia e Costanza d'Artevilla. Per quanto riguarda Montalbano, che era appartenuto al Regio Demanio e fin dai tempi di Federico di Svevia alla Camera Reginale, l'arrivo di Re Martino segna, in virtù delle obbligazioni in termini di benefici feudali che lo stesso aveva assunto con i baroni siciliani, quelli che lo avevano aiutato sul piano economico oltre che politico, il passaggio finale da territorio demaniale di esclusiva pertinenza della corona a possedimento feudale. È un momento piuttosto triste di trapasso. Risale appunto al 25 settembre del 1396 il diploma di infeudazione dello Stato e terra di Montalbano a beneficio di Tommaso Romano, barone di Cesarone, con la nota curiosa che il re in un primo tempo lo aveva concesso allo spagnolo Berengario Cruillas, appartenente alla famiglia di Bernardo Cruillas, luogotenente reggio, che era giunto in Sicilia a preparare il terreno per l'arrivo dei Martini, e che lo stesso Cruillas aveva chiesto di poter permutare con la baronia di Calatabbiano. La popolazione di Montalbano, quindi, che per secoli era stata amministrata da governatori di nomina reggia e che fin dagli inizi del 300 aveva anche goduto della concreta presenza della corte reale con i relativi vantaggi, in quegli anni subisce un radicale mutamento amministrativo con nuove regole, con differenti imposizioni fiscali che il suo diverso stato giuridico comportava. Il 1402 è anche l'anno delle nuove nozze di Re Martino con Bianca di Navarra. La regina Maria era morta l'anno prima. E a livello locale del trasferimento della baronia da Tommaso Romano, figlio di Giovannello, nato da Agata, sua prima moglie. Una donazione registrata pochi giorni prima della data riportata nella pergamena, esattamente il 20 aprile 1402, attraverso un atto rogato da Pietro De Maggiore, pubblico notaio di Messina. Ed era anche un anno in cui imperversava in Sicilia un'ennesima epidemia di peste nera, che dopo quella pandemica di metà 300 contribuiva al declino demografico dell'isola. Secondo una stima personale, Montalbano in quell'anno non avrebbe contato più di 1400 abitanti, posto che nel censimento del 1545
ordinato da Carlo V, risultavano 361 famiglie e 2411 anime. Ritornando al testo del documento, è pure da rilevare che tra i titoli del re Martino citati nell'atto non viene dimenticato che egli, in quanto re di Sicilia, conseguiva anche quelli dei ducati di Atene e Neopatria, possedimenti conquistati ad opera della bellicosa compagnia catalana di ritorno dall'Oriente già ai tempi di Federico III. Titoli tuttavia da considerare più simbolici che reali, in quanto i rispettivi territori erano limitati alla semplice sfera di influenza politica da parte dei sovrani di Sicilia. La parte iniziale dell'atto si conclude con la formula dell'intitolazione, che è per noi molto utile in quanto sono menzionati i nomi e i titoli degli autori dell'azione giuridica. Si tratta di due personaggi interessanti, entrambe figure istituzionali e di rito, quella di Marchisio de Birella, iudice terre Montis Albani, e quella del pubblico notaio Simon de Sapullea. Montalbanese il primo è proveniente da fuori città, appositamente chiamato il secondo, a dimostrazione che nel piccolo centro mancava ancora un regolare notariato locale. Fra parentesi, farà la sua comparsa nel secolo successivo, come diremo a breve. Ricordo che la presenza di un magistrato municipale al momento dell'atto era prevista dalla normativa emanata nel 1231 dall'imperatore Federico di Svevia, che nella parte riguardante il notariato prescriveva, appunto, l'assistenza di un giudice ai contratti e stabiliva pure il numero dei testimoni che dovevano sottoscriverli, imponeva l'impiego di una scrittura intelligibile e l'uso della pergamena per assicurare una maggiore durata nel tempo ai documenti. Nel nostro caso è quindi il montalbanese Marchisio de Birella a svolgere questo ruolo, il quale, pur occupando una carica importante in seno alla comunità locale, non è in grado di apporre la propria firma. Scribere nesciens sarà precisato alla fine. E anche se da ciò si evince che non era certamente un legum doctor, sarà stato pur tuttavia un personaggio di spicco della comunità locale, esperto di usi e consuetudini cittadine che ne giustificassero il compito. L'analfabetismo, d'altronde, era piuttosto diffuso anche in personaggi ricoprenti le massime cariche giuridiche, come risulta ad esempio pure per alcuni straticoti di Messina. Il nome di questa che era l'analfabeto. Il nome di questa antica famiglia oggi risulta estinto a Montalbano, tuttavia siamo riusciti a documentare un secolo e mezzo dopo quello di un suo discendente di nome Francesco. Egli risulta sottoscrittore di un atto riguardante una vendita di ghiandi dei boschi di Montalbano datato 10 aprile 1541, che così si conclude: presens contractus fuit et est deletus et ex confessione solutiones facte spectabili domino Don Vincenzio Romano per Franciscum Birella et Dominicum Ciaravitaro et sic dictus spectabilis iuravit. La vicinanza quindi con il potere baronale e il potere feudale locale, attestata anche da questo documento, Vincenzo Romano era il titolare della baronia, dimostra che i membri di questa famiglia, i Birella, per un paio di secoli almeno, nei registri parrocchiali dal 600 in poi non se ne ritrova più traccia, occuparono posti di rilievo nell'ambito sociale ed economico di Montalbano. È facile dedurre che la famiglia Birella facesse senz'altro parte del gruppo dirigente cittadino, un'elite rappresentata da amministratori, burocrati e affaristi, costituente quel ceto di Burgenses, professore piuttosto esperto, cioè appunto il patriziano urbano non nobile, che arriverà, si può dire, sino ai giorni nostri. A ulteriore prova di ciò ci rimane, come ultima testimonianza di questa storica famiglia, il toponimo che abbiamo recuperato, Birella, dato a una località di campagna nei pressi dell'antico feudo Sant'Elia a sud di Montalbano, originante dal nome del suo lontano possessore. In merito al notaio Simon di Sapullea, estensore del testo, purtroppo possiamo dire ben poco. Sarebbe stato utile capire chi fosse questo interessante personaggio che invece è sfuggito ad ogni tentativo di identificazione. Presso l'Archivio di Stato di Messina non è conosciuto. Nel documento però è detto chiaramente che si tratta di un pubblico regio notaio, non legato a una particolare città,
come Messina per esempio, che aveva i suoi notai cittadini, e come dallo stesso dichiarato nell'intitolatio era un funzionario attivo in tutta l'isola, pertanto da supporre operante presso le varie sedi in cui la sua opera era richiesta. Non è poi improbabile che, essendo a contatto con i centri del potere politico ed economico, lo stesso occupasse un posto di rilievo sociale, come pure che fosse di origine iberica, ce lo dice un po' anche il cognome, in quanto molti dei funzionari dell'epoca dei Martini erano di provenienza catalana. Ciò può essere dedotto anche dal cognome assolutamente inesistente in Sicilia, ma che in Spagna, nella variante Sepúlveda, ricordo Luis Sepúlveda, è invece pienamente attestato. Da molti atti che registrano nomi di notai come acquirenti di case e terreni si può dedurre inoltre che il notariato godeva all'epoca di non indifferenti risorse economiche, ed è pure noto che molti di essi erano persone di cultura appartenenti a un ceto sociale che, come argutamente definito da Henri Bresque, si muoveva, cito, sul doppio binario della nobiltà civica divisa tra cavalleria e il mestiere della penna. Questo notaio, il cui scritto mostra aspetti filologicamente ineccepibili, è in realtà la figura centrale, anzi l'anima del nostro documento, al quale ha dato un valore formale tramite quella grafia personale ed elegante che durante la fase di trascrizione, durata alcuni mesi, ha particolarmente attirato la nostra attenzione e, perché nasconderlo, ha anche captato la nostra ammirazione. Ed eccoci giunti all'esame della parte centrale dell'atto, dove viene fatta menzione dei nomi dei destinatari dell'azione giuridica e richiedenti della stessa, che sono appunto Leonardo del Rainaldo e la moglie Perna, abitatori della terra di Montalbano. Questi infelici coniugi avevano già sostenuto una causa di separazione presso l'arcivescovo di Messina, dalla quale era emersa l'ulteriore e finale prescrizione di fare redigere al notaio l'atto definitivo di divisione secondo le dovute forme, solemne processum, con l'assistenza dei testimoni, testimonio roboratum, e la citazione delle relative sanzioni in caso di inosservanza dei patti, et misit penes messanensis ecclesia archiepiscopum. Dal testo purtroppo non si ricava molto sulle cause che hanno portato i due a separarsi. L'espressione pro aliqua distantia ac defecto et culpa eorum, unico riferimento di tutto il manoscritto, è una frase che a una prima osservazione dice ben poco sui motivi della divisione, e al di là del fatto che la responsabilità viene ripartita su entrambi non consentirebbe altre speculazioni. Tuttavia, ad una riflessione meno superficiale non sono da sottovalutare i concetti che racchiudono i termini di distanza, difetto e soprattutto di colpa, sono i termini citati, concetti che debitamente inquadrati nella terminologia del corpus iuris canonici ci permettono di supporre tutta una serie di motivazioni che vanno dagli impedimenti canonici in senso stretto, consanguinità di grado elevato e quindi proibita, affinità, filiazione, ad altre cause. Notevole differenza di età tra i due. Mentre Leonardo decide autonomamente, Perna agisce sul consiglio del padre e della madre, per minore età, per incapacità del soggetto, opposizione da parte dei genitori, possibilità di un matrimonio raro ma non consumato, mancanza di figli e per finire l'adulterio. Ma sullo sfondo non dovrà essere perso di vista il motivo forse prevalente, legato agli interessi economici. Bisogna tenere ben conto che all'epoca andavano dal notaio solo gli abbienti e il Rinaldo certamente lo erano, tant'è che potevano permettersi le spese per la curia arcivescovile di Messina, far venire un notaio reggio in paese ed eventualmente affrontare la sanzione di 20 onze d'oro, somma non trascurabile corrispondente al tributo annuo della rendita sull'intero stato di Montalbano, come si legge nel diploma di infeudazione. E non andrà nemmeno trascurato il ruolo della donna nel Medioevo, componente passiva e secondaria della società, obbligata alla fedeltà e proprietà privata del coniuge, relegata in casa ed esclusa dalla vita pubblica, la cui sessualità doveva corrispondere alla fertilità come strumento di continuità familiare e garanzia di trasmissione, attraverso la discendenza del nome, della posizione sociale e soprattutto del relativo patrimonio. Mentre si rileva per inciso che la separazione dovrebbe creare un certo scalpore tra la gente del borgo, un ulteriore quesito che ci si pone è in quale luogo di Montalbano venne redatto il documento.
Nel manoscritto viene specificato: in curia domini archipresbitere iusdem terre, ipsa curia in loco solito sedente pro tribunali, il che non può che fare pensare alla sede dell'arcipretura ubicata ancora oggi nella chiesa madre dedicata a San Nicola, tanto più che tra i testimoni figurano pure 2 presbiteri, dei quali uno è appunto l'arciprete titolare. È da immaginare che un apposito ufficio, forse in un locale attivo come la canonica, non in chiesa dove era proibito, fosse il luogo tradizionalmente usato per queste attività giuridico-amministrative, il loco solito sedente pro tribunali. Tale interpretazione è da ritenere corretta se facciamo riferimento ad un altro documento redatto a Montalbano oltre un cinquantennio prima e conservato pure questo in Spagna presso l'archivio della Corona d'Aragona. In tale documento, datato 14 maggio 1336, avente per oggetto il giuramento di fedeltà dell'infante Giovanni, signore del luogo, Giovanni di Landazzo, da parte di 2 sindaci nominati dall'università, Matteo Ribeni e Giovanni Arlotto, è precisata senza equivoci la stessa sede. In Ecclesia Sancti Nicolai de Adem Terra, Maiori Ecclesia Terra Ipsium, in unum congregata, ubi pro suis utilitatibus est more solito congregari. Dal confronto tra i 2 brani si ricava per di più la continuità di utilizzo della Maiori Ecclesia come luogo di riunioni importanti e ufficiali per la Civitas di Montalbano. Si coglie l'occasione di segnalare inoltre che il cognome Rinaldo è tuttora presente in paese, soprattutto nei nuclei di Braide e Santa Maria, e che è pure esistente il toponimo Rainaidino, da collegare probabilmente a questa famiglia, diminutivo nel quale è degno di nota il mantenimento etimologico della vecchia pronuncia Rainaldo. Un ulteriore argomento che conviene spiegare è il rapporto tra Montalbano e l'arcivescovo di Messina. Questo centro, nonostante la vicinanza con il vescovato di Patti, ha fatto parte della diocesi messinese sin dai primi tempi normanni, epoca alla quale risalirebbe anche un altro legame inerente l'assegnazione fatta da Ruggero I nel 1096 al vescovo di Messina Roberto di 100 villani agareni e del feudo di Casale, detto perciò Casale Episcopi, Casale di Ruviscu o Casalvisco in documenti successivi, sito oggi in territorio di Montalbano, ma all'epoca facente parte del vasto distretto dei Riveri, come abbiamo dimostrato in altra sede. Tale possedimento fu mantenuto dalla Curia fino all'11 gennaio 1534, quando, come risulta agli atti del notaio Girolamo Monforti di Messina, venne concesso in enfiteusi perpetua a Francesco Merulla, barone di Casalnuovo, odierna Blasicò, che fu rilevata con ratifica fatta dall'arcivescovo il 5 ottobre 1537 da Vincenzo Romano, barone di Montalbano, lo stesso citato sopra a proposito di Francesco Birella, e da suo suocero Girolamo Figna. Alcuni diritti civici della popolazione usurpati dal Figna diedero poi luogo a un ricorso di sindaci appositamente eletti davanti al viceré alla Gran Corte, a seguito del quale si addivenne una famosa transazione stipulata il 6 settembre 1544 presso il notaio Giovanni Artale Pagano di Montalbano, che risulta quindi il primo notaio del luogo di cui si abbia notizia. Un'ulteriore testimonianza dell'antichità dei rapporti tra l'arcivescovato di Messina e Montalbano è data da un documento redatto in greco e pubblicato dal Cusa, risalente all'epoca di Guglielmo II, anno 1172, riguardante un'azione prodotta contro l'arcivescovo Roberto sul possesso di un campo in l'umido non fa bene neanche alla carta. Era ubicato questo tenimento in territorio messane, in tenimento Larderie, in cui risulta testimone Matteus de Monte Albano, definito magister archiepiscopatum messane, un uomo di lettere, come ci fa sapere egli stesso. Ego Matteus tunc temporis archiepiscopatus magisterium exercetam nosque monebant littere, che tra l'altro è pure il nome più antico documentato di un montalbanese che oggi si conosca. Ma chi era l'arcivescovo di Messina che nel 1402 o l'anno precedente aveva autorizzato la separazione tra i coniugi?
Nel documento non è indicato, ma altrove risulta corrispondere a Filippo Crispo, un grande arcivescovo, famoso per la sua opera moralizzatrice, che aveva ricoperto l'incarico sin dal 1392, anno nel quale aveva emanato degli statuti sinodali intesi a porre rimedio allo stato di degenerazione cui era giunto il clero diocesano nel corso del secolo. La Chiesa messinese stava attraversando infatti una grave crisi spirituale. Diverse testimonianze ci danno il quadro di un clero dedico al vizio del gioco, all'usura, a comportamenti moralmente riprovevoli, cui corrispondeva una certa fluidezza economica legata all'ampiezza delle terre possedute, ai lasciti, agli affari, ai molteplici intrecci con la classe dirigente locale, che tra l'altro occupava stabilmente le alte gerarchie ecclesiastiche. Il legame di Filippo Crispo con il Papa, che derivava dalla decisa presa di posizione contro lo scisma in atto, spiega anche il notevole peso politico di questo arcivescovo, che fu incaricato da Bonifacio IX a recarsi presso la Regina Maria per chiedere il giuramento di fedeltà, dal momento che i sovrani di Aragona, come è noto, aderivano invece alla causa scismatica dell'antipapa. Filippo Crispo era quindi un uomo di potere, in virtù anche della nomina a nunzio apostolico per il Regno di Sicilia, che gli conferiva ampie facoltà, dalla concessione di benefici ecclesiastici alle indulgenze per i fedeli presenti alle sue celebrazioni, dalla possibilità di legittimare persone nate da relazioni extraconiugali allo scioglimento dei matrimoni. Ed è, sottolineo, solo attraverso la chiave di lettura dei poteri straordinari esercitati con l'autorità della nunziatura apostolica da parte di Filippo Crispo che può essere spiegata la separazione tra i coniugi montalbanesi Leonardo e Bernadette Rinaldo. Mi piace in ultimo ricordare che di questo arcivescovo si conserva oggi presso il tesoro del Duomo di Messina un prezioso calice di argento dorato con smalti di colore rosso lacca e verde scuro, a suo tempo donato alla cattedrale. La parte finale del nostro documento si chiude, dopo l'elencazione di tutte le formule necessarie per corroborare l'atto, con la posizione anch'essa fondamentale delle firme dei testimoni e del notaio, preceduti dai consueti segni di croce e dal signum tabellionis notarile. Quest'ultimo, che precede Ego ridotto a monogramma, è rappresentato da una croce munita di 9 globetti pieni, dei quali quelli posti all'estremità dei bracci lasciano due svolazzi, mentre essa viene cantonata da 4 globetti vuoti, eccetera. In realtà, a saper firmare tra i testimoni, come abbiamo detto all'inizio, sono soltanto in 2, entrambi sacerdoti: l'archipresbitere Guglielmus de Arlocto e il presbitere Antonius de Garofulo. E questo appare confacente al ruolo del titolare dell'arcipretura, oltre che in perfetta sintonia con i capitoli 9 e 10 degli statuti sinodali diocesani emanati nell'agosto del 1392 dal ricordato Filippo Crispo, che riguardano la formazione culturale del clero. Prescrivono infatti che nessuno può accedere agli ordini sacri se non possiede i primi rudimenti grammaticali e non può essere ordinato sacerdote se non sa recitare con sufficienza l'ufficio, non sa leggere bene e cantare in modo adeguato. Gli altri testimoni, Ioannes de Alberto e il magister Pedro de Munistropo, sono analfabeti e, come lo Iudex Marchisius de Birella, firmano per mano del notaio. Un ultimo riferimento di tipo onomastico, per evidenziare come il cognome Arlotta, derivante da un nome proprio di persona, è ancora esistente in loco, anzi è abbastanza diffuso e si può ben dire quasi caratteristico di Montalbano. Un'attestazione storico-letteraria di tale cognome di circa mezzo secolo precedente all'atto che stiamo indagando si ha in Michele da Piazza, quando all'epoca della lotta tra latini e catalani cita un Ioannes de Arlocto, capitano della Rocca di Montalbano, che nella notte del 22 febbraio 1356, per ordine di Blasco Alagona, signore della baronia, dopo la cattura per essere condotto a Catania, a poche miglia dall'abitato e con l'aiuto di un gruppo capeggiato dal figlio, si rese protagonista di una clamorosa liberazione con ritorno trionfale in paese e relativo assalto al castello per mettere in fuga la guarnigione che lo aveva stabilito. Questo era Michele da Piazza. Si tratta, a farci caso, dello stesso Ioannes de Arlocto che esattamente 20 anni prima,
come abbiamo ricordato nell'altro documento, era stato nominato sindaco di quell'università per prestare giuramento di fedeltà a Giovanni d'Aragona, duca di Randazzo. Un personaggio che aveva fatto carriera ed era stato un abile protagonista di quegli anni, ma questa è già un'altra storia. Per ora possiamo solo dire che quella dei De Arlocto fu una famiglia che nello spazio di un cinquantennio era riuscita a esprimere due figure chiave negli ambiti temporale e spirituale del potere locale, un intreccio di ruoli ben diffuso anche fuori Montalbano. Grazie.